Andrea Penzo, il famigerato Smilzo, autore di una serie infinita di furti a Chioggia, sottomarine e nelle frazioni, è in carcere a Venezia. Lo hanno arrestato lo scorso martedì pomeriggio i carabinieri della compagnia di Chioggia nella sua casa di via Alga, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare scaturita dagli accertamenti in seguito a ripetute violazioni degli stessi arresti domiciliari, a cui Penzo era stato sottoposto lo scorso 1° aprile, in seguito al fermo in flagrante mentre rubava nella canonica della Beata Vergine di Lourdes. Lo Smilzo è stato quindi identificato nuovamente quale autore di un furto in un'abitazione privata, mentre su di lui gravano forti sospetti anche riguardo l'irruzione in un salone di parrucchiera non distante dal suo domicilio. La crisi della carta stampata spiega solo in parte il recente fenomeno della chiusura di più edicole stagionali, almeno 3, sul lungomare di Sottomarina. Con il cambio della guardia tra l'impresa di distribuzione locale Adelio Costantini e l'azienda di Udine che ora effettua il servizio di consegna, avvenuto lo scorso gennaio, sono cambiate anche le dinamiche contrattuali tra le parti in causa. Ora si è resa necessaria una fideiussione iniziale di 500 euro. In tale maniera pare che non tutti riescano a sovrintendere la spesa, preferendo non riaprire. Questo coinvolge sia edicole pure che rivendite di giornali e altri articoli, le quali rinunciano appunto a dispensare quotidiani. Tra le chiusure definitive viene segnalata quella all'angolo tra lungomare e l'incrocio con Viale Tirreno e quella davanti ai bagni Clodia. Attualmente il 70% della popolazione mondiale non arriverà mai a cure adeguate. La distanza tra i popoli si misura anche da questo. Smile Mission Onlus, proviamo ad accorciare le distanze. I lavori di manutenzione al ponte sul Brenta partiranno alla metà di maggio e avranno una durata di circa 9 mesi. Lo ha comunicato l'ingegner Gabriella Manginelli, capo compartimento della viabilità per ANAS nel Veneto. Alla delegazione comunale guidata dal sindaco Ferro è arrivata a Mestre per un incontro lo scorso mercoledì 17 aprile. Le opere seguono le ispezioni infrastrutturali realizzate da ANAS fra il 9 e il 12 di questo stesso mese. I lavori saranno suddivisi in 3 fasi, spiega il sindaco, e come avevamo chiesto, nonostante il restringimento della carreggiata, verrà garantito il transito dei veicoli nei 2 sensi di marcia. Ringraziamo ANAS di aver recepito le nostre osservazioni. Mantenendo i 2 sensi di marcia, i problemi legati al traffico saranno quanto più possibile ridotti. Nei mesi di luglio e agosto, aggiunge la nuova assessora ai lavori pubblici Alessandra Penzo, gli interventi di ANAS riguarderanno le capriate del ponte e non il manto stradale, per non creare ulteriori disagi nel periodo di massima affluenza turistica. Una volta terminati i lavori di manutenzione del ponte sul Brenta, ANAS attiverà il cantiere del ponte sull'Adige. Sono state provate per la prima volta nella loro effettiva funzionalità assemblata, giovedì 18 aprile, le paratoie del Mose alla bocca di porto del Lido. Le 20 strutture mobili non sono state issate tutte nello stesso tempo dai 7 cassoni insediati nel fondo del mare, allo scopo di non interrompere la circolazione di navi e barche. Dopo la prova al Lido, l'ultima bocca di porto a essere completata con l'installazione delle paratoie lo scorso mese, altre verifiche saranno eseguite a breve alle bocche di Malamocco e di Chioggia. Amici carissimi di Atoca Azzurra e Meteo Brollo, un buon sabato a tutti voi. E che vi devo dire? Farà sole, bel tempo e basta. Ci sentiamo domani. Buongiorno a tutti, amici carissimi di Atoca Azzurra e Meteo Brollo. Dunque, 2 sono le figure baliche importanti che caratterizzeranno il tempo dei prossimi giorni. Una è una figura altopressoria che si staglia dal nord Europa fin verso l'Africa, dando luogo a un episodio di
bel tempo e di stabilità soleggiata. Dall'altra un profondo vortice ciclonico insistente sulla penisola iberica che sta dando parecchio maltempo e parecchia acqua sulla Spagna in queste ore. Vortice ciclonico che sarà destinato entro la fine della giornata di lunedì a spostarsi sul Mediterraneo e a convogliare una buona dose di maltempo, specialmente sul centro Tirreno e sul nord Italia. Ma venendo quindi a noi le previsioni di oggi, ci aspetta un sabato tutt'altro che perturbato, anzi una bellissima giornata di sole, una qualche bava di vento durante la giornata, nuvolosità forse stratificata nella prima parte della giornata, ma probabilmente anche no, tutto sommato una giornata di primavera inoltrata, e la stessa cosa si protrarrà anche per la giornata di Pasqua, con temperature che si porteranno tra i 19 e i 20 gradi. Quindi tutto sommato un paio di giornate ottimali. Lunedì sembra invece la giornata più a rischio, ma anche se possiamo già attualmente dire, stando agli ultimi esiti dei responsi matematici, che molto probabilmente la giornata inizierà molto bene la mattinata e poi tenderà a sporcarsi di nuvolaglia sparsa e più compatta nel pomeriggio di lunedì, proprio perché l'ingresso del fronte perturbato andrà poi a convogliare maltempo sul nord Italia per buona parte della nottata e della giornata di martedì. Le termiche rimarranno comunque abbastanza elevate, attenzione al vento di scirocco che comincerà a soffiare energico da domenica pomeriggio fin verso lunedì ovviamente, con raffiche che sul canale di Sicilia, Sardegna e il Tirreno anche di 80-100 km/h. Ovviamente questo scirocco porterà con sé anche molta sabbia del deserto del Sahara, tanto da sporcare i cieli per buona parte della prossima settimana. Quindi tutto sommato 4-5 giornate dove vedremo un rapido peggioramento da lunedì sera, martedì. Quindi tutto sommato una buona giornata anche oggi. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.